get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Everybody's dancing. Buongiorno a tutti amici, siamo anche qui oggi a tenervi compagnia nel vostro salottino di chiacchiere e caffè ed è venuta oggi a bere il caffè da noi una gentile signora, ve la presento subito, Marilena Bertante. Benvenuta Marilena. Grazie. Abbiamo deciso di darci del tu, quindi sarà una chiacchierata sempre in amicizia come piace fare a me. Allora, Marilena Bertante è presidente AVO Veneto. AVO è l'Associazione Volontari Ospedalieri, Sì. quindi oggi parliamo di questo impegno anche sociale, umanitario, importantissimo, che come mi dicevi tu Marilena tiene molto a coinvolgere anche i giovani, vero, in questo contesto sociale. Sì. Allora, intanto passo a te la parola, ricordo che l'AVO ha la sua sezione Veneto, appunto, che risale al 2004 con un suo statuto, ma l'AVO nazionale, a livello nazionale, nasce a Milano nel 1975, quindi una lunga storia. Ora Da un tu ce la medico, racconterai, da un medico, allora raccontaci tu il retroscena Marilena e poi ci racconterai anche nello specifico di un progetto a cui tieni moltissimo, ovvero che è l'AVO Ti Ascolta. Sì. Allora passo a te la parola, raccontami anche molto di te, che sono curiosa di sapere un po' il tuo impegno che da ben 28 anni è attivo, sempre in prima linea su questo fronte. Allora dimmi Guarda, tu Marilena. così mi presento intanto, così dopo si ascolta anche meglio quando si conosce una persona. Allora facciamo proprio una Sono presentazione dell'ospite. Sono un insegnante elementare in pensione, che purtroppo precocemente è andato in pensione per problemi di corde vocali. Ma io mi sono subito guardata attorno per vedere come potevo impegnarmi socialmente e dopo un po' di giri sono approdata all'AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, 28 anni fa. E questa associazione mi ha proprio preso, perché stare vicino a una persona che soffre arricchisce, sembra impossibile. Fa anche ridimensionare, no? I propri problemi. Arricchisce perché ti dà un metro particolare per leggere la realtà, quella familiare, quella sociale, quella che incontri quotidianamente. Per cui molte cose che qualcuno pensa insormontabili, insomma, con questo nostro impegno vicino alla vera sofferenza, al vero dolore, io penso che, e credo, e ormai l'ho sperimentato, ma lo vedo anche nei 500 volontari AVO di Padova e nei 2000 del Veneto, sono bei appunto, numeri. questi sono persone che non lasciano, quando hanno capito quanta ricchezza vi ritorna in questo servizio, allora si continua ad andare avanti. Io ho fatto la mia gavetta, come si suol dire. Ho fatto la volontaria, la responsabile di gruppo, la vicepresidente, sono stata 12 anni, 13 presidente dell'AVO di Padova e poi a livello nazionale mi è stato chiesto di occuparmi anche delle altre associazioni che sono nel Veneto, le altre sedi AVO. Più o meno 20 adesso, E siamo adesso arrivati a quota siamo 20 siamo in arrivati tutto il a Veneto. 20 e io ho accettato, anche con un po' di dispiacere, di lasciare un AVO che avevo praticamente Contribuito a costruito. costruire decisamente. Ecco, però era cresciuta e quindi certa che ce l'avrebbe fatta anche con i nuovi responsabili, mi sono dedicata a quest'altro impegno. Al Veneto, Che per mi sta fortuna di dando, noi veneti. Insomma. no, mi sta dando di quelle soddisfazioni incredibili. Io ci metto l'anima, però ho sempre delle grandi risposte. Le AVO del Veneto hanno delle persone, dei presidenti che veramente sono persone serie che hanno colto il carisma, il servizio, l'importanza e con loro lavoro molto bene. Ci incontriamo spesso, io li vado a trovare, facciamo formazioni insieme. Direi che è una soddisfazione. Un bel traguardo, una grande soddisfazione. Sono molto contenta, lavoro molto.
Beh, Ma insomma, mi non piace, tutte lo le faccio ben associazioni, volentieri. vero? Non tutte le associazioni umanitarie comunque hanno questa grande risposta, vuol dire che davvero c'è anche una grande richiesta comunque da parte dei Sì. malati, da parte delle persone sofferenti. Questo... Questa è una cosa, guarda, che mi piace sottolineare. Grazie Damiana che me l'hai detto, perché la richiesta da parte dei malati è chiara, è evidente. Avere vicino una persona che non ha fretta, che ti ascolta, che condivide con te preoccupazioni, sofferenze, anche il tempo. Certo, il Da far tempo è già passare il un tempo, lusso è già, incredibile, ecco, no? Poter che dedicare nessuno. il tempo a una Ecco, persona. questa veramente è una richiesta da parte dei pazienti. Comunque questa nostra presenza all'interno dei reparti, con l'intenzione di umanizzare, Sì, infatti vedo proprio che tra è, i è il valori, nostro, no? I è il valori c'è la nostro centralità, obiettivo. centralità della persona umana, primo valore Sì, comunque del lago. assolutamente, ed è proprio la testimonianza di questo valore che, come posso dire, professiamo quotidianamente, che richiama anche alle istituzioni l'attenzione verso l'uomo e Che a non solo. volte le istituzioni un Ma po' è, dimenticano perché purtroppo gli ma è impegni gioco sono forza tanti e che gioco sia forza. così, ci Si sono tende tanti. a vedere le persone un po' come numeri, come pazienti, un Come po' in organo, massa, come esatto, un organo malato, esatto. e noi siamo a testimoniare invece che c'è l'uomo malato. Nella mia lunga esperienza devo dire che abbiamo trovato un terreno fertile nei reparti, sia da parte dei medici che da parte degli infermieri. Siamo stati accolti, inizialmente con un po' di diffidenza, perché Sì, è perché una cosa che alcuni, non si conosce. ma poi alcuni potevano sentir messo in discussione il proprio ruolo, Certamente, della serie certo, non bastiamo forse noi. certo, La quante volte l'abbiamo risposta è sentito esatto, la dire. risposta direi che insomma è un po' scontata perché c'è posto per tutti nel momento in cui bisogna dare, no? Non Questo è un solo, po' il ma è che punto. loro non ce l'avevano proprio questo spazio, Non ci cioè la non riusci- struttura, certo. l'organizzazione. Io sono convinta che i medici e infermieri hanno scelto di fare questa professione proprio per star vicino alla persona, ma sono travolti da tanti Dagli altri eventi, dagli impegni, dalla impegni, tecnica, certo. per cui c'è questo spazio. Bene, una volta che l'hanno conosciuto e riconosciuto questo ruolo che ci siamo un po' attribuiti, è andata veramente a meraviglia, perché ci segnalano, Addirittura. sì, ci C'è segnalano le sinergia. persone che, moltissime, Adesso c'è complicità. soprattutto negli ospedali d'avanguardia come quello di Padova, che ha fatto già un percorso di eccellenza dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista umano. Così pure anche negli ospedali più piccoli un'attenzione all'uomo c'è, per cui il riconoscimento del LAVO, dei volontari, noi veramente abbiamo grandi riconoscimenti, e questo ci fa capire quanto siamo importanti, però nello stesso tempo ci spinge a migliorare la nostra formazione, la nostra presenza. Intanto Perché Marilena, ricordo che siete arrivati a più di 1600 sì, volontari sì, che si impegnano su tutto il territorio sì, regionale per dare assistenza, portare anche una parola amica, far ricordare che certo, un paziente non è un numero ma ha un nome, un cognome, vero, delle problematiche sue, solo certo. sue, che vanno ascoltate, quindi questo è già un Un grandissimo gran traguardo. traguardo, certo, sì. 42 le strutture nelle quali l'AVO è Sì, presente, ospedali, case di anche case riposo, di riposo. esatto, hospice, strutture intermedie, Sì, centri diurni, comunità sì, alloggio, case di cura convenzionate, Istituto Oncologico Veneto, sì. lo IOV. E Quindi. lo IOV è un po' un nostro fiore all'occhiello, perché prima ancora che nascesse la nostra presenza all'interno della struttura, il Busonera, dove c'erano malati oncologici, veramente era abbastanza massiccia. Poi quando abbiamo saputo di questo istituto che nasceva, ci siamo ulteriormente preparati anche ad accogliere le persone. Infatti all'ingresso c'è una bella risposta nell'accoglienza da parte dei volontari, accoglienza e accompagnamento. Credo che questa sia stata un'offerta che abbiamo fatto a questo nuovo istituto molto interessante. Tant'è vero che poi io sono riuscita ad ottenere, ma non c'è stato bisogno di spingere,
la sede del Lavo regionale proprio all'interno dell'Istituto Oncologico Quindi Veneto. lì c'è la sede AVO Sì, Veneto. sì, noi siamo Al all'interno Busonera. Non siamo al Busonera, siamo spostati in Passaggio Gaudenzio, dove c'è il Comitato di Bioetica, c'è il COR, però noi siamo stati accolti dal direttore generale dello IOV È un praticamente. riconoscimento che ha un direi sapore proprio di sì. istituzionale importante, Sì, vero direi Marilena? proprio di sì. Del resto l'Istituto Oncologico ha diramazioni in tutto il Veneto e Assolutamente. noi siamo presenti in moltissimi ospedali del Veneto e là dove non siamo stiamo per entrare e mi riferisco a Mestre, a Vicenza dove abbiamo fatto un corso e da lunedì prossimo saremo presenti in 2 reparti, mi riferisco a Rovigo, a Montagnana che ormai è già all'ospice di Montagnana, siamo Bene, da quindi un anno. grande capillarità territoriale e Sì, presenza. sì, Un po' di perché questi- siamo anche molto richiesti, vista la qualità del servizio che diamo, ma soprattutto è il riconoscimento da parte delle istituzioni che l'uomo ha la necessità anche di essere accolto dal punto di vista umano. Ma allora Marilena, al di là della fondamentale qualità dell'altruismo che uno deve avere, della Sì. disponibilità, no, che un volontario deve avere per dare sostegno agli Per altri, partire almeno. sicuramente ci vuole anche un percorso di formazione, non ci si può molto. molto improvvisare, vero? No. Anche a livello psicologico non tutti hanno la Bravissima, forza di Damiana. sostenere un malato, mi dico Bravissima io. Damiana, noi siamo sostenuti da psicologi intanto, perché proprio ci devono anche accompagnare, ma giustamente sottolineo che non è sufficiente la volontà. Ci vuole, per partire bisogna, però è necessario fare un bel percorso di formazione che poi è permanente, abbiamo la formazione di base, nessuno di noi entra in ospedale se non ha fatto un corso di formazione. Che consiste in che tipo di percorso? Sono circa dagli 8 alle 10 lezioni dove parliamo dell'associazione, del servizio, del bisogno di intervento psicologico del malato, della conoscenza di come reagisce alla malattia. C'è veramente un grosso percorso, poi abbiamo dei medici che ci vengono a parlare dei reparti dove abbiamo intenzione di prestare il servizio, dei bisogni che ci sono. E comunque è sempre e costantemente in divenire il volontario, perché i bisogni dell'uomo cambiano. Ma voi siete presenti su tutti i tipi di reparti, dal Sì. geriatrico all'oncologico, dalla pediatria? Assolutamente Ecco, sì. quindi anche lì forse bisogna avere un diverso Infatti, approccio col bambino piuttosto che con l'anziano. è per Formazioni anche diverse, giusto? È per questo che dico che c'è una base comune, che è il corso di base, ma poi a seconda dell'immissione nei reparti o malattie oncologiche o geriatria o pediatria ci sono corsi specifici, differenziati. Sì, certo. sì. Beh, seguiamo molto il malato oncologico. In questi ultimi periodi abbiamo fatto un convegno molto importante l'anno scorso e poi una formazione ad hoc per i volontari che vanno vicini ai malati. Purtroppo i malati sono non solo in oncologia, malati oncologici, ma anche nelle medicine, ma anche nelle chirurgie, per cui la formazione sul malato oncologico è un pochino una costante per tutti i Purtroppo volontari. è un male che continua a essere Sì, uno in dei mali aumento. del millennio. Sì, sì. Non si riesce a estirparlo purtroppo No. dalle nostre... Si cura con una giusta prevenzione o una diagnosi precoce. Ecco, questa cosa che volevo dirti, noi ci impegniamo anche nella tra lineette, prevenzione, insomma, Comunque cerchiamo di divulgazione, certo, educare e il paziente e la cittadinanza con degli incontri aperti al pubblico anche a questa modalità di affrontare, di tenersi la salute, non di avere perderla cura per di poi. sé, noi Ecco. stessi per primi, Sì, no? sì, sì. Senza delegare Ci sempre siamo gli presi altri. anche questo bell'impegno È un che messaggio riteniamo. sicuramente importante, che insomma giustamente come dicevamo prima non sempre gli ospedali hanno il tempo di stare dietro a tutto, no? Quindi un aiuto, un sostegno anche dall'associazione dei volontari. Sì, ma siamo convinti che il nostro volontariato è un volontariato di cittadinanza attiva, cioè noi siamo cittadini che concorrono
con le istituzioni al benessere comune. Ecco, volevo Sì. riportare un po' un ritratto, diciamo, Sì. del volontario medio. In maggioranza i volontari sono donne, Sì. ma l'associazione vanta anche un buon numero di uomini. Sì. L'età media si aggira intorno a 50 anni, Sì. ma sempre più numerosi sono i giovani, nostro fiore all'occhiello, che prestano il loro servizio, in particolare dove ci sono bambini e anziani. Sì. C'è la sezione Avo Giovani, Marilena? C'è una sezione Avo Giovani che non è un'associazione nell'associazione, però c'è un riconoscimento da parte di noi adulti che i giovani hanno modalità, interessi differenti da noi, per Certo. cui li spingiamo appunto o vicino ai bambini per fare animazione o vicino agli anziani. Anche qui con l'animazione dirò che entrambi, bambini e anziani, sono veramente felici di avere dei giovani, gli anziani ancora più dei bambini. Sì. Devo dire che questo scambio di sinergie tra un anziano che si vede alla fine della vita e un giovane che gli porta ancora speranza, ancora una Energia, ventata di forza. energia, è un connubio stupendo, l'abbiamo visto e siamo molto contenti di questo. Bellissimo, E una poi- bella testimonianza che ci sì. stai portando anche, Marilena. E poi una cosa a cui tengo molto, e l'ho sempre detto e messo in pratica quando ero presidente dell'Avo di Padova, ma lo facciamo anche nell'Avo regionale perché abbiamo tanti giovani anche nelle altre sedi, che noi adulti non siamo che una testimonianza di, come posso dire, di quei valori che i giovani cercano. Perché sono veramente alla ricerca di persone che testimonino quei valori. Che ci sono questi valori. Che ci sono, perché nella società attuale Si li rischia di trovano, perdersi, ecco si sì. rischia un po' di Allora perdersi. sono alla ricerca e che noi ci riteniamo responsabili nella testimonianza di questi valori. Voi siete un po' delle guide, diciamo, Certamente. i giovani hanno bisogno Sì. di punti di Sì. riferimento, poi loro questi valori li raccolgono Li perché li hanno. interiorizzano, li fanno proprio interiorizzano, anche certo. coloro che vengono, ci sono molti studenti di medicina che arrivano, che poi si laureano e li trovo poi in ospedale. Io ogni tanto vado a tirare il camice e dico, non ti sei dimenticato quello che hai imparato? No, Sono non si così dimenticano. carini, dicono che non si può dimenticare, Non si un'esperienza sicuramente dimentica. anche dal punto Sì. di vista umano, personale, Sì, decisamente è ricca. formativa, no? Sì, sì, importante. è vero. Marilena, c'è un progetto a cui tieni moltissimo, vedo Sì, qui sì. iniziato da pochi mesi, Sì. dal 2010, il progetto L'Avo ti ascolta. Sì. Allora raccontaci un po' di cosa si tratta prima che il tempo ci porti via il nostro Allora, spazio. abbiamo, essendo quotidianamente nei reparti vicino alle persone, soprattutto quelle più sole o più anziane, abbiamo colto proprio il disorientamento di quando devono uscire, che incominciano a dire, oh Dio mio, chi mi guida, se ho bisogno, se non so una cosa, cosa faccio? E questo confronto l'ho un po' vissuto con tutti i presidenti delle AVO del Veneto. Quindi abbiamo pensato che sarebbe stato opportuno per questi malati che sono dimessi dall'ospedale e hanno qualche problema o di conoscenza, di informazione, visto e considerato che hanno conosciuto i volontari all'interno dell'ospedale e che i volontari hanno dato risposte alle loro richieste, probabilmente sapendo che nella segreteria dell'AVO, in associazione, nella sede dell'AVO, c'è qualcuno che può ascoltare e rispondere, forse si sarebbero posti al telefono per fare questa richiesta. Allora abbiamo fatto un bel progetto, l'abbiamo presentato al comitato di gestione per i fondi del volontariato e devo dire che è stato riconosciuto come un progetto pilota e finanziato. E ora stiamo lavorando con una quindicina di sedi. Vedo c'è anche quella di Conselve come Sì. parte, diciamo, Sì. iniziale del progetto. Che è diviso poi in due parti. Questo dell'Avo ti ascolta, ma ce n'è un altro anche che va al sodo, che va al concreto. Molto spesso abbiamo trovato persone o anziani soli o anche extracomunitari o qualcuno che momentaneamente era in difficoltà senza indumenti, senza biancheria, senza la lametta da barba, eccetera. Quindi non solo un bisogno di sostegno psicologico, ma No, anche quello materiale. concreto, non Sì. si può andare ad ascoltarli effettivamente senza dare prima una risposta Certo. concreta. Quelli sono i bisogni primari.
E allora abbiamo istituito, abbiamo acquistato, grazie a dei fondi del COGE, degli indumenti e dei generi di prima necessità necessità, comunque. abbiamo formato dei kit e li distribuiamo alle persone, attraverso i volontari, alle persone che ne hanno bisogno. Questa esperienza l'ho già fatta qui a Padova 8 anni fa, con l'aiuto della Fondazione Cassa di Risparmio, e sta tuttora funzionando, e devo dire che i caposala ricorrono molto spesso a questo servizio. Ecco, è un servizio fondamentale proprio Sì. dal punto di vista sociale, no? Sì. Del sostegno sociale. Sì. Come dicevi giustamente tu prima, anche voi avete bisogno di un sostegno, no? Di un supporto, di un aiuto per portare avanti questo tipo di progetti. Sì. Quindi possiamo invitare chi ha voglia di sostenervi, verrà a destinare il Grazie. 5 per 1000, lo ricordiamo, al Lavo Regionale Veneto. Ecco, c'è un codice benissimo. fiscale che può scorrere in sovraimpressione. Ti Chiedo alla regia ringrazio. di mandarlo in onda, così chi fosse interessato, perché giustamente è una cosa che può riguardare tutti noi. Sì, questo ci aiuta e ci permette di completare il finanziamento per questo progetto Lavo Ti Ascolta, a cui noi teniamo moltissimo. Ecco, vediamo qui sovraimpressione il codice fiscale. Chi fosse interessato, insomma, può tirarsi giù il numerino o comunque contattare Anche- l'Avo Veneto, c'è il sito Sì. internet, quindi è www.avoveneto.org. Sì. E quindi lì contattare direttamente i numeri telefonici o parlare Sì, con un abbiamo operatore, insomma tutte sicuramente i modi per attingere alle informazioni non Sì. mancano. Quindi detto questo, cara Marilena, insomma ti faccio un grande in bocca al lupo anche per ringrazio, questo Capello. progetto Lavo Ti Ascolta, che Ci poi teniamo tanto. mi viene da dire che non è solo che ti ascolta, perché No. fa anche, quindi Sì. bisognerebbe integrare Ascolta anche, tutti i bisogni. ascolta i Tutti bisogni, i ma bisogni. poi davvero E poi anche fa, non è solo uno sportello, perché No, qui no, no, comunque no. vedo a Conselve c'è stata l'istituzione di un punto di ascolto telefonico ed è una parte di progetto, ma poi anche No, ma la Conselve creazione di poi- di questi kit, no, con Sì. beni di necessità per l'extracomunitario piuttosto che per l'anziano, per chi ne ha bisogno, è davvero un fare. No, devo dire che Conselvi addirittura hanno un magazzino di generi alimentari. Quindi Perché, davvero guardi, un impegno su tutti i fronti. sì, davvero. Marilena, siamo alle battute di chiusura, insomma mi viene spontaneo un po' farti le domande un po' più biografiche adesso. Cos'è la cosa che più ti tocca di questa esperienza, che più ti ha coinvolto fin dall'inizio, da questi 28 anni in prima linea? E la serenità con cui lo vivo, l'impegno forte che è a 360 gradi. Questa è la mia Adesso vita. è la tua vita, Questa questo è veramente. assolutamente la mia vita, ma ho 2 figli, 3 nipotini, corro per loro, tanti amici, diciamo, cioè, organizziamo dei concerti, io sono molto impegnata, però sapere che sto aiutando, ecco una cosa che è molto importante, noi chiamiamo il nostro lavoro servizio, e più si sale nella scala della responsabilità e più si serve. Allora voglio dire, sapere che il mio servizio aiuta altri a servire il malato, e questa è la cosa che mi... C'è un senso di utilità di se beh, stessi, no? Così, veramente. non è una vita comunque Veramente, e fatua. poi essere a contatto con delle persone che colgono quello che facciamo, anzi che vengono animati dallo scambio di idee, dallo scambio di impegno. Anche di questa emozioni comunque, molte no? Molte emozioni. molte, perché noi siamo molto aperti, ci comunichiamo i nostri pensieri, discutiamo anche, ma godiamo insieme dei successi, ci dispiacciamo se non riusciamo ad arrivare. È una vita con i presidenti poi, sì, molto intensa. Intensa e di soddisfazione. Di Comunque. tanta io sono molto Quando si dà agli gratificata. altri c'è sempre un ritorno, Sempre, vero? sempre. Bene, cara Marilena, ti ringrazio per averci messo a parte, insomma, un po' delle tue emozioni, anche dei tuoi progetti, dei progetti del Lavo Veneto. Quindi invitiamo tutti gli interessati a collegarsi al sito www.avoveneto.org per tenersi sempre aggiornati. Vi aspettiamo. E chi è desideroso, insomma, può fare anche, abbiamo mandato in sovraimpressione il codice fiscale, le donazioni il 5 per 1000 per Lavo Veneto, che va sicuramente sostenuto nel suo impegno sociale. Allora adesso Marilena,
Noi salutiamo te perché avete i nomi simili. Arriva invece, dopo lo stacchetto pubblicitario, Patrizia Bagante della Audiologica Base SNC, con la quale parleremo di strumenti per l'udito e quindi un po' di salute e sordità. Allora amici, un paio di minuti di pubblicità, salutiamo la nostra Marilena e vi aspetto, mi raccomando, tra pochissimo per incontrare Patrizia Bagante. A tra poco. Amici, bentornati a Chiacchiere Caffè. Abbiamo appena salutato la nostra amica Marilena che ci ha raccontato un po' tutto quello che riguarda l'Avo Veneto, lei è presidente dell'Avo Veneto, e siamo ora in compagnia di Patrizia Bertante della Bagante. Allora Marilena era Bertante, infatti avete i cognomi drammaticamente uguali, quindi sicuramente. Allora Patrizia Bagante dell'Audiologica Base SNC, giusto, che è un'azienda padovana di cui adesso Patrizia ci racconterà, ma con lei mi faceva piacere fare un po' anche il punto sulla situazione anche della sordità, no? Che purtroppo è un male che colpisce molta gente, insomma sicuramente una certa percentuale in Italia e anche in Veneto. Abbiamo sicuramente dei casi che richiedono l'utilizzo di strumenti come quelli che ci ha portato oggi Patrizia e che ci descriverà in dettaglio nel corso di questa mezz'ora di intervista. Allora Patrizia, intanto benvenuta. Grazie. Qui a Chiacchiere Caffè, è la tua prima puntata, ma ne farai anche altre con noi, quindi sarai un ospite che diventerà insomma anche un'amica di Telechiara, di Chiacchiere Caffè, per quanto riguarda appunto i problemi legati all'udito e all'acustica. Allora intanto raccontaci un po' della tua azienda, della vostra azienda Audiologica Base. Ha una sede a Padova in via Ugo Foscolo, Sì. vero? Allora passo a te la parola, raccontaci un po' quando è nata, come mai siete appunto in questo settore, da quanto tempo? Beh, nel settore ci siamo da quasi 26 anni, Quindi insomma non siete neonati, ecco, no, avete no, sicuramente no. molto da No. dire in Sì, proposito. ho un socio col quale è nata Audiologica Base, Che si chiama? Lui? Giuseppe Semenzato. Ecco, così lo salutiamo. Ecco, così se lo no. salutiamo, ciao Giuseppe. Esatto. Lui collabora per la parte di Venezia e io invece mi occupo della parte di Padova. Tra virgolette solo per gli apparecchi acustici. Poi abbiamo anche un altro ramo, perché praticamente abbiamo due rami di audiologica, un ramo di prevenzione e un ramo di rieducazione. Rieducazione attraverso gli apparecchi acustici, rieduchiamo l'udito ad ascoltare in modo più naturale possibile con le nostre nuove protesi. Ecco, qui stiamo inquadrando due apparecchi appunto acustici che ci hai portato e dopo magari ci descriverai un po' nel dettaglio. Sì, con i nuovi prodotti che escono ci teniamo sempre aggiornati, abbiamo sempre aggiornamenti tecnici sia con le aziende produttrici sia come crediti ECM, cioè noi siamo soggetti all'educazione continua in medicina come tecnici audioprotesisti. Facciamo parte dei paramedici, dei Quindi anche tu parasanitari. Patrizia sei un medico audio, come si medico dice? non posso dire medico, sono un tecnico Però sei un audioprotesista. tecnico, ti devi sempre aggiornare, Dobbiamo vero? mantenere i Penso nostri siano 50 crediti. anche strumenti molto sofisticati, quindi è un settore insomma, che richiede grande attenzione, grande anche preparazione. Grande preparazione Sì. soprattutto sia a livello tecnico che a livello personale, che a livello educativo, che a livello psicologico, che a livello di approccio proprio Di formazione anche umano, umana, anche per il certo. paziente che deve affrontare e deve riabituarsi ad ascoltare attraverso un apparecchio acustico. Ecco, intanto volevo fare un quadro un po' generale sulla sordità, approfittare diciamo Certo. di questa tua presenza per rendere conto un po' anche agli amici che ci seguono da casa di alcuni dati che raccontano anche di un disagio, come dicevi tu, non solo fisico ma anche psicologico. Allora la sordità è la riduzione, questo magari lo sappiamo ma repetita iuvant, più o meno grave dell'udito, quindi si parla di ipoacusia, Certo. vero Patrizia? Allora ci sono diversi stadi anche qui della sordità, c'è quella lieve con soglia tra 20 e 40 decibel, c'è quella media con una soglia tra 40 e 70 decibel, la grave con soglia tra 70 e 90 decibel. Poi si arriva alla profonda con soglia uguale o superiore ai 90 decibel. Ovviamente per tutti questi diversi gradi di sordità ci sono diverse apparecchiature. Certo, Quindi certo. anche lì... Certo, la tecnologia va avanti e diventa sempre più miniaturizzata, sempre più sofisticata, però ogni tipo di perdita ha un suo
tipo di apparecchio acustico, il più appropriato, viene scelto sempre in base alla perdita uditiva, l'apparecchio acustico, e in base anche alla manualità, alla persona, allo stile di vita che fa la persona, cioè noi dobbiamo conoscere dei particolari, perché se una persona è una persona anziana, non ha bisogno di tante cose, ma ha bisogno soltanto di ascoltarsi bene la televisione, non ha una perdita molto grave, deve stare però per strada, ascoltare le bici che le arrivano, riconoscere i rumori che arrivano dalla strada senza voltarsi a guardare chi c'è, chi non c'è, diamo tutte indicazioni appropriate, cioè diciamo, Quindi guardi, mirate sul sì, tipo di mirate sul paziente. tipo di paziente, sì. Ma per esempio, Patrizia, questi strumenti che vedo qui, ne vorrei prendere in mano uno senza rompere nulla, ecco, sono parti, ovviamente, fanno parte dello stesso strumento, no? Sono sezioni diverse, vanno utilizzate insieme? No, come allora, funziona? Allora, Adesso qui. questo è un tipo di apparecchio acustico. Ah, sono separati? Già, sì, Ok. già con la sua... questo è un open fitting, lo chiamiamo noi, per le perdite molto lievi che Allora, vanno aspetta dai... che li mostro io, se no tu Sì. sei costretta a contorcerti. Sì, mi spiace. No, figurati. Allora, open che fitting. sono molto piccoli, Sì, sono quindi... molto piccoli, molto ecco. leggeri. No, allora, aspetta. Volevo mostrare questo. Sì, allora, questo è un open fitting per Open perdite fitting. molto leggere, che, Eccolo dove qui. i gravi, cioè i rumori, dove i rumori le persone li sentono ancora. Parlo a terra, cioè Sì, voglio racconta essere pure, capita certo, quando per le parlo, persone pertanto interessate. è inutile che io dica paroloni, dico, quando le persone hanno una perdita uditiva che consente loro di sentire comunque ancora i rumori, però la voce inizia a sbiadire, noi diamo questo, un open fitting, che non amplifica le gravi, ma i rumori, non amplifica i rumori, ma amplifica soltanto le parole fino ad Quindi un per certo le punto. sordità un po' più lievi. Molto leggere. Molto leggere. Molto leggere. Ok, invece questo che è un po' più grande come strumento. E qui andiamo su perdite medie. Medie è un digitale, sono tutti protesi digitali, Eccolo qui. vengono tarate a computer a misura di sordità, diciamo, a misura di perdita. Sono le persone che ci danno le indicazioni di come vogliono sentire e noi andiamo mirati su dove c'è la perdita più o la mancanza che loro sentono di più, insomma, che da Quindi più. sono Oppure strumenti tagliamo, comunque sì. mirati, Sì, come molto dicevi tu. molto mirati. Questo molto. comunque non è ancora uno strumento per sordità gravi. No, siamo dicevi. ancora sulle medie qua. Medie Andiamo sordità. Ecco, sulla... andiamo su quest'altro strumento. Sì, ecco, questo qui. Si assomigliano ma hanno tutte forme in Sì, realtà allora, diverse. si possono assomigliare anche come gusci, cioè esternamente si possono assomigliare, è il circuito interno che cambia. Vediamo che lo mostro anche questo, che abbiamo qui Sì, la possibilità. Così. Così. Ok. Così. Allora, Proprio la forma dell'orecchio, sì, questo. vanno dietro all'orecchio e hanno la chiocciolina, si intrufola dentro all'orecchio. Ecco, vediamo che li rimostro anche insieme. Sì, ecco. Vanno sempre corredati di chiocciolina, vanno personalizzati, come diciamo noi, e una volta personalizzati poi vanno tarati in modo mirato a seconda della perdita uditiva del paziente. Ecco, poi tu Ok? tornerai appunto in altre puntate, magari ci porterai Sì, anche altre strumentazioni. certo, Questi, certo. dicevamo, sono strumenti per ipoacusie medie o insomma basse. Non No, ancora. questo andiamo sul grave, sulle questo- perdite più severe, però possono avere anche tutte quante lo stesso guscio Sì, sì. esterno. È la parte interna È la parte che- interna, sono i microfoni, è il circuito che è il più, E come che dà più funziona? potenza Visto o che sei meno. qui, ne approfittiamo anche della parte proprio Come tecnica. funziona? Cioè dentro ci sono dei microfonini che amplificano tantissimo i Sì, decibel. c'è un microfono, un ricevitore, lo dice già la parola, microfono amplifica. Chiaramente c'è bisogno di amplificare. Ricevitore mette tutto dentro all'orecchio e naturalmente mette dentro all'orecchio a seconda di come viene tarato, a seconda di come viene preparato, a seconda di come viene programmato, insomma. Certo. Vengono tarati a computer. Pertanto ci sono dei cavi, c'è un computer, un iPro, i cavi e si attaccano,
che si insomma, attaccano è vera all'apparecchio e acustico. propria tecnologia questa, Sì, che sembra un po' sì, arabo. è tecnologia miniaturizzata. Miniaturizzata, ma davvero penso che sia Sì. molto impegnativo creare questo tipo di strumenti. Crearli? Sì, produrli proprio anche. No, sono tutti chip. Ma cioè, dai, ma io cioè, no, con la no, tecnologia sono all'interno, negata, cioè, mi una dà volta, l'idea una volta che sia quando- molto impegnativo farli, invece No. No, una volta quando c'erano i condensatori c'erano altre cose, allora sì, bisognava fare adesso invece è molto più semplice, molto più, sono tutti i circuiti Credevo fossero prestampati. cose davvero E poi abbiamo i incredibili. piccolini. Ah, beh, qui voglio vedere se Qui riesco a mostrarli. cioè già questi sono estetici, ma Sì. questo qui andiamo Beh, questo è sull'estetica. minuscolo, Sì, è sembra, molto è piccolo minuscolo. come una caramella. Sì, allora, Si viene vede proprio nel palmo della mia mano, non pretendo di. Sì, No, bisogna- e questo va inserito all'interno del padiglione auricolare va inserito dell'orecchio? all'interno del condotto Del condotto, uditivo. adesso condotto uditivo. Condotto Non uditivo. sono- Padiglione eccolo. È intorno. Il condotto uditivo ecco, si inserisce entra questo. nel condotto E anche uditivo. questo ha un microfonino, cosa dentro un Sì, amplificatore? praticamente ha la stessa cosa di questi, Sì. miniaturizzata. Adesso addirittura riusciamo a fare dei prodotti molto potenti che stanno in dimensioni come queste, Incredibilmente piccole. incredibilmente piccoli. Certo consumano un po' più di batterie, un po' più di pile, insomma necessitano di un po' di manutenzione in più. Ma per però, curiosità la pila è dentro lì, cioè lì Sì. dentro c'è tutto, non so, sarà anche Sì. una cosa Qui dentro c'è semplice, una pila. Ah, eccola qua. E questa pila che autonomia dà di utilizzo? Allora diamo i parametri. Perché sono piccolissime. Sì, allora do i parametri standard, quelle che magari durano un po' di più perché poi però io mi tengo sempre sul minimo, cioè Sì. allora questi vanno dai 6 agli 8 giorni. C'è una piccola, Sì, così piccola sì, sono batteria, zinco garantisce. aria, sì, sono Incredibile. zinco aria. E queste invece, perché non ho portato via le 675, beh queste Vabbè, qui faremo durano la prossima puntata con te, Patrizia. sui 15 giorni e poi ci sono le 675 che sono un po' più grandi che durano 20-25 giorni, insomma. Sì, comunque giorni, non ore, non è che uno ogni No, tot ore deve no, ricaricare no, la batteria o la no. pila. Ah, insomma. già si seccano perché devono cambiarla ogni 6-8 giorni. Ah sì, ogni 6-8 giorni, ma pensavo durasse di più. Non E possiamo reclamano ancora più Sì, tecnologia, sì, tanti, però vero? ancora non riusciamo ad essere così potenti. Ma quando si è cominciato a confezionare, a creare questo tipo di strumenti, a che anni risalgono un po' in Italia, chiedo? Mamma mia. Chiedo un'andona da 10 milioni di Sì, dollari. allora, Ma più o meno anni 60, anni 40, cioè ci sarà stato un momento in cui si è iniziato uno studio un po' specifico. No, stavo cercando di far mente locale perché sono almeno 60 anni che ci Appunto. sono. Beh, anche voi avete 60, appunto una 70, storia di prima 26 c'erano anni alle spalle, quindi vi siete Sì, inseriti sì, sì. comunque in un settore aziendale Sì. che aveva già ovviamente tutta una serie di richieste, no? E anche di preparazione di competenze, Certo. anche se magari siete stati tra i primi a Padova, non lo so, uno dei. No, non siamo stati tra i primi, ci sono tantissime aziende a Padova, cioè non siamo solo noi. No, ce ne sono Sì, sicuramente tante, no, però insomma 26 anni è una buona longevità. Sì, per esempio io all'epoca, 26 anni fa, collaboravo con un'azienda costruttrice, sono stata tra le prime a prendere in mano i digitali, i programmabili, allora erano Sì, programmabili, perché, insomma. c'era il programmabile Fox, è nato 25 anni fa e noi andavamo a Milano per imparare ad usare il primo software che aiutava a programmare appunto questi apparecchi acustici, non digitali ma programmabili, perché i primi che sono usciti 25 anni fa si chiamavano programmabili e avevano... Sì, sono stati i precursori, insomma, poi hanno aperto insomma, strade a digitali, adesso... Tornando indietro nel tempo, Sì, già 25 anni fa, sì, qualche primato sì. l'hai avuto, Sì, almeno sì, tu, o siamo c'è stati stato? tra i primi, sì. Non posso dire l'azienda Non perché... come azienda, ma sì. sicuramente, insomma, Cioè, non anche posso voi. dire l'azienda produttrice, perché farei pubblicità Faresti a questa pubblicità azienda, ad io altri. non ce l'ho più. Quindi inutile spendere giustamente parole per un'azienda che non hai più. Insomma, No, oggi no, stiamo no. un po' parlando appunto dell'azienda audiologica base Sì. e quindi valorizziamo sicuramente l'impegno
e la professionalità di questa azienda, che tra l'altro è tua insieme al tuo socio Sì, Giuseppe. sì, Giuseppe. Ecco, quindi siamo qui in particolare per presentare questi strumenti e un po' per dare qualche dato appunto anche ai nostri amici che ci seguono da casa sulla sordità. Tra l'altro la sordità, come la cecità, se non ho capito male, rientra tra le cosiddette disabilità sensoriali, vero Certo. Patrizia, che coinvolgono l'1,1% più o meno della popolazione di 6 anni e più. Questo per quanto riguarda appunto magari i bambini, perché poi c'è la sordità genetica, no? Che uno Sì. nasce, il bambino che nasce sordo, Sì. poi c'è la sordità che deriva appunto magari da incidenti sul lavoro o da una cattiva appunto abitudine, Sì, da inquinamento acustico da inquinamento proprio. acustico, da medicinali ototossici, da traumi, un po' da tutto dovrebbe. Sì, infatti qui avevo, e mi fa piacere citarlo Sì. perché è sempre un dato interessante, uno specchietto sulle cause della sordità, appunto 10 gruppi di cause più frequenti. Abbiamo quelle genetiche che sono alla base di oltre il 50% della sordità infantile, ma destinate ad aumentare, qui si parla di sordità infantile. Sì, però diciamo che a questo punto non sono più gli italiani, ma sono gli immigrati che portano. Ah, quindi c'è anche questo Sì, aspetto sì. come dato interessante a livello Sì, sociale adesso comunque. gli italiani, specie se sono anche portatori o hanno, fanno un esame del DNA, fanno la ricerca sulla connexina 26 e lì vedono se sono portatori di malattie genetiche o meno e decidono loro se portare avanti una famiglia completa di figli oppure no, pertanto hanno anche facoltà di decidere. Prima nascevano così, invece adesso c'è, insomma, si inizia ad avere una coscienza per certe cose, non solo per queste malattie, anche per altre naturalmente, però rientra anche questo. Come dicevi tu, Sì. abbiamo anche dato questo titolino alla puntata con te, prevenzione della sordità, quindi è importante anche fare divulgazione, informazione, Sì. no, A per me prevenire piace la fare sordità. informazione e divulgazione, infatti ogni tanto vengo chiamata anche all'Università di Padova per i primi anni di logopedia, audiometria, audioprotesi, a fare appunto delle lezioni sulla prevenzione, sulla rieducazione, ma dimostrazioni pratiche. Allora vado lì col computer, con l'iPro, con gli apparecchi, i cavi, Insomma, faccio allora tu sentire te la ne intendi di differenza. tecnologia, non sai come me che ancora sarei coi piccioni viaggiatori. No, anch'io lo sarei, sono Ah, stata, ecco. sono stata costretta. Costretta dalle circostanze. Per amore di lavoro. Certo, perché la pagnotta bisogna anche portarla a casa. Tra le altre cause, dicevamo, cito, rischi in gravidanza e alla nascita, sofferenze fetali, parti difficoltosi, immaturità, c'è scritto e prematurità. Sì. Poi alti livelli di rumore, infatti stavamo dicendo, Sì. inquinamento acustico dell'ambiente e di vita provocano in maniera subdola e progressiva sordità e problemi anche in altri apparati. Sì. Molti farmaci sono, l'hai appena citato tu, ototossici come aggettivo, cioè Sì. creano lesioni uditive a qualsiasi età, anche prima della nascita, per Sì. esempio molti antibiotici, antinfiammatori e alcuni diuretici. Mhm. Proseguo perché credo che sia molto interessante comunque divulgare questo tipo di informazioni. Infezioni batteriche e virali a qualsiasi età, prima e dopo la nascita, costituiscono un rischio, per esempio influenza virale, parotite, meningite, morbillo, varicella, scarlattina, tifo, rosolia, herpes zoster, toxoplasmosi, citomegalovirus. Sì. No, sembra un nome. Citomegalovirus. Sembrava Megaloman, che era No, un citomegalovirus. cartone animato che guardavo da piccola. Sì, le cause sono davvero tantissime, cioè la sordità non è così lontana, insomma, dalle possibili patologie che possono colpire, insomma, le persone. Sì, non è facile, non è difficile, potrebbe, se una malattia ti colpisce in un momento che tu sei debole, con un colpo d'aria, un Certo, raffreddore, dicevamo un batterio, un virus, sì, un magari. virus, e tu in quel momento hai già un piccolo raffreddore o che ne so, sei debole comunque nell'apparato uditivo, può prendere, però non è neanche così facile, insomma, voglio dire, Sì, insomma, al poi giorno speriamo, d'oggi con esatto, tutto quello che abbiamo, insomma, basta un po' di vitamina C, non siamo carenti. Non abbiamo carenze a livello vitaminico, a livello di Sì, i proteinico, dati come una parlano volta, di sì. 1,1% Sì. più o meno, insomma non sono Sì. dati che coinvolgono più del 50% della popolazione o cose così. Certo. Proseguo con le otiti ripetute, trascurate o malcurate, possono portare progressivamente a serie perdite uditive. Ecco, una volta, ripeto, cioè noi eravamo più esposti a queste cose qua, adesso siamo molto curati, quelli che arrivano da noi per essere protesizzati purtroppo
fuori, extracomunitari, cioè oppure della comunità europea, non sono stati curati bene all'epoca e loro portano questo tipo Certo, di problematiche problematiche, sì, hanno molto e spesso questo tipo di patologie. patologia. E le Sì. importano purtroppo da questo punto Le di importano, vista. beh, se sono otiti, se sono otiti perforate, catarrali, medie, sì, basta una ricostruzione del timpano, cioè voglio dire, sono cose, non sono cose trasmissibili, perché una volta che sono curate, a Si posto, sistemano, si insomma, poi sistema. vedo malattie Sì, generali come diabete, disfunzioni della tiroide, malattie sì. cardiocircolatorie e vascolari, ipertensione arteriosa, malattie renali, insomma l'elenco è lunghetto, però dicevamo che per Sì, fortuna non sì. ha poi così... Beh, adesso c'è sempre un gran controllo, quello è proprio una malattia fisiologica e purtroppo porta al Certo. deterioramento per i farmaci che si prendono di certi tipi di cellule e lì quando c'è il deterioramento della cellula non possiamo farci niente, è progressivo. Il diabete può essere trasmesso attraverso la genesi, DNA, Quindi queste cose componente qua, sì, con genetica componente chiaramente. genetica. Però la sordità no, cioè due possono essere parenti e avere il fratello il diabete però, e anche l'altro il diabete, però uno può soffrire di catarrata agli occhi per esempio, mentre l'altro può soffrire di perdita uditiva, lì insomma dipende anche Certo. dalle persone, cioè da come sei messo tu fisicamente, da cosa ti Dei prende, casi anche sì, dai casi, specifici. sì. Allora, purtroppo Patrizia, il tempo, purtroppo, magari sei contenta, il tempo corre, quindi siccome tornerai anche in altre puntate vado un po' velocemente. Poi tutto Certo. quello di cui stiamo parlando ora con velocità, con rapidità, potremo riprenderlo nelle prossime puntate dove sarai sempre nostra ospite. Grazie. Allora, volevo, prima di chiudere la puntata, fare un po' il punto con te sulla richiesta di invalidità civile, che era un tema che a te interessava magari un Sì, po' sì. citare prima di chiudere. Sì, perché prima fino al 31 dicembre si andava a fare richiesta di invalidità civile con documento cartaceo direttamente negli sportelli degli invalidi civili. Mentre invece adesso, e poi si veniva chiamati dalla commissione, mentre invece adesso l'invalidità civile si fa richiesta di invalidità civile attraverso mi dispiace, internet Purtroppo, attraverso. no, ma fino all'utilizzo di internet ci arrivo, eh. Poi sul resto diventa un attimo un po' Pertanto complicato. devi aprire lo sportello INAIL, cioè devi accedere allo Sì. sportello INAIL con un codice e mandare tutti i dati per via telematica. Allora si consiglia di rivolgersi ad un CAF o a qualcuno che sappia farlo, oppure direttamente all'INAIL che lo fanno loro e si inoltrano direttamente le richieste di invalidità. Ecco, questo è un piccolo accenno, così poi magari andremo sullo specifico, capiremo come si fa, che requisiti bisogna avere per l'invalidità civile, per fare richiesta di invalidità civile. Allora creiamo un po' di suspense, E allora diciamo che creiamo un po'. alla prossima puntata Sì. con te esauriremo un Mm. po' in dettaglio le curiosità, le Sì. informazioni su questo tipo di argomenti. Vedo qui anche che ti eri annotata tra le cose interessanti da dire patente, udito e sicurezza. Sì, Torino, Genova, Firenze, Roma, Napoli. sì, ho Allora, scritto era una tua nota, un tuo appunto che ti ho Sì. rubato, di cosa allora stiamo Sì, parlando? allora in queste città sta partendo, o è appena partito, un progetto pilota, Udito e Sicurezza, in collaborazione con il Ministero della Salute, della Sanità, e in collaborazione con l'ACI e ANA. ANAP, che è la Associazione nostra Nazionale associazione nazionale, sì, Audioprotesisti. audioprotesisti. Invece l'ANAP, Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali. Professionisti. Allora, praticamente è partito questo progetto pilota dove si invita la popolazione ad andare all'ACI e a fare un esame audiometrico per valutare se c'è una perdita uditiva o meno. Loro vogliono fare una specie di censimento delle persone che hanno la patente e capire quanti vanno via con perdite uditive anche lievi e moderate, ma senza apparecchio acustico, perché
Per strada l'importante è sentire non soltanto quello che ti parla in macchina, non Chiaramente. soltanto la radio, ma anche l'ambulanza che ti arriva. Se tu non senti bene e parli in macchina con i finestrini chiusi e pensi agli affari tuoi, Ma ci sono ti arriva parecchie l'ambulanza. persone, Patrizia, nella tua esperienza, che non utilizzano strumenti acustici pur Sì, avendo ipoacusia? sì, ce ne sono parecchi, fanno Ah. fatica ad accettarlo, sono la fascia È una dai forma di 50 negligenza? 55 in più. Un Non è una forma di pochino, cos'è? negligenza. Non accettazione del Non accettazione, difetto, chiamiamolo, sì, non so. sì, si accettano Prego. gli occhiali. Ci stavano comunicando che abbiamo un minutino di tempo, il nostro gobbo, ma adesso riusciremo a chiudere bene la puntata, poi ripeto sarà il nostro ospite anche in altre puntate, allora riprenderemo il discorso. Allora mi stavi dicendo che c'è Sì, che c'è appunto questo questa... progetto per valutare quante persone effettivamente non vanno a fare l'esame audiometrico e girano ma in perché non auto vanno, con la allora dicevamo, patente. perché non vanno a fare l'esame audiometrico? Perché se perdi solo una parola ogni tanto, o comunque non è niente, cioè puoi essere anche distratto. Mentre invece... No, ma un conto è la distrazione, Patrizia, un conto è una reale problematica che magari qualcuno ma non vuole uno deve accettare. prenderne atto, fa un po' fatica. Esatto, Infatti io penso che se verrò ancora porterò anche una psicologa Sì, che molto ci farà interessante. capire quali sono i meccanismi che si innescano quando una persona viene a sapere che ha una perdita uditiva. Ecco, credo che si sì. rientri nel discorso, nell'approccio psicologico della negazione, Sì, no? di non accettare, cioè si accetta gli occhiali, si accettano gli occhiali, questo è un 1, Ecco. è un grado, però si accettano gli occhiali come aiuto perché ormai sono entrati a far parte, mentre invece l'apparecchio acustico, un 50enne, 55enne fa ancora un po' fatica ad accettarlo, come no, non sono Sicuramente. vecchio, invece le cellule iniziano un pochino A alla volta degenerarsi. a degenerarsi, specie anche per l'inquinamento acustico che c'è intorno a noi. Già qui noi abbiamo solo con l'aria condizionata un 30-35 No, decibel. non volevo niente, che insomma Telechiara sembrasse che creiamo inquinamento no, acustico, no, è che una non è cosa inquinamento, no, impercettibile, fino a vero? 40, sì, cioè noi ci siamo abituati. Cioè appena un po' di aria Sì. condizionata, sennò con ste luci, Sì, ecco, sì, no, capisco. ci No, siamo no, è normale. abituati, Io nel certo. mio studio ho 40 decibel misurati. E quelli sono, sì, insomma, sì, l'inquinamento sì, acustico sì. basso. L'inquinamento acustico basso, cioè poi ci sono tutti i cavi, c'è un po'... pertanto voglio dire, uno non se ne rende conto perché è normale, ci è abituato. Certo, dicevamo che è una cosa un po' subdola. Allora, siccome di cose da dire, appunto, ce ne sarebbero tantissime, anche a me stavano venendo fuori un sacco di domande, di Sì. curiosità anche sulla tua vita, sul fatto che magari fin da bambina o da ragazza tu fossi interessata a questo, domande un po' marzulliane, non rispondermi ora, creiamo un po' di suspense, vedremo appunto di rispondere a curiosità e dare informazioni sulla sordità, sugli strumenti acustici nel corso di altre puntate dove sarai nostra ospite, quindi intanto Patrizia ti saluto, ti ringrazio di essere stata con noi, amici spero vi sia interessato perché era un po' una chicca la prima puntata dedicata appunto alle problematiche della sordità dell'udito e quindi tornerà presto da noi di nuovo a Telechiara, Chiacchiere e Caffè, Patrizia Bagante per parlarci appunto di nuovi strumenti, anche nuove metodologie per affrontare questo tipo di problemi e fare anche prevenzione, che è una cosa a cui tu tieni molto, vero Sì, Patrizia? sì. Bene, Tengo detto molto. ciò, allora grazie di essere stata con noi, di averci mostrato questi primi strumenti acustici, ti saluto e appunto ricombineremo prestissimo una puntata con te per riaffrontare questi temi in dettaglio. Amici, salutiamo Patrizia Bagante, vi ringrazio di essere stati con noi, vi auguro una buona giornata e vi aspetto, se vi fa piacere, lo dico sempre ma spero di sì, domani dalle 11 alle 12 a Chiacchiere e Caffè. Ciao, grazie, a domani. We get it almost every night.